Seconda puntata di Insieme oltre il 2000 dedicata agli esercizi spirituali itineranti lungo il Cammino delle Dolomiti che si sono svolti da venerdì 19 a domenica 21 agosto, guidati da Don Luigi Canalla e alla presenza del vescovo Giuseppe Andric con un itinerario che si è snodato da Pieve di Cadore a Longarone. Alla fine della prima parte avevamo lasciato i pellegrini a Termine di Cadore al sabato pomeriggio, pronti per l'ultima salita che lungo l'antica strada romana li avrebbe portati in giornata a Longarone, dove la domenica si sarebbero svolte le celebrazioni in ricordo di Don Francesco Cassol nel primo anniversario della sua scomparsa. Nella chiesa di Santa Maria Maddalena a Termine di Cadore, il vescovo ha spiegato la funzione delle carte gloria poste sull'altare, usate prima dell'ultimo concilio, ricordando come il Vangelo venisse allora proclamato rivolti verso nord come segno di luce di fronte alle tenebre. Da Termine di Cadore una breve e ripida salita ha riportato i pellegrini lungo il tragitto della strada romana fino ad osservare nei pressi di una cascata i resti del castello della Guardona, grazie all'ottimo lavoro dei volontari che hanno ripulito il bosco. Giunti a Castellavazzo, l'antico Castrum Lebaxium, il gruppo ha visitato brevemente la chiesetta di Sant'Elena per poi salire alla chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, che sorge sulla collina in posizione panoramica. I pellegrini si sono infine incamminati verso Longarone, dove sono stati accolti nel parco Baden-Powell dagli scout locali che avevano montato le tende per la notte e preparato la cena. Dopo la cena, saliti ai murazzi di Longarone e riuniti attorno al fuoco in stile scout, i pellegrini hanno partecipato a una veglia guidata da Don Francesco Soccol, che ha proposto una meditazione a partire dalla rilettura della figura di Abramo, partire e camminare per entrare in comunione con Dio. Gli interventi di alcuni partecipanti hanno comunicato lo spirito di ricerca, di fede e di accoglienza reciproca che hanno segnato queste giornate. La mattina di domenica, dopo la colazione preparata dagli scout, i pellegrini hanno raggiunto in pullman il cimitero delle vittime del Vajont. Qui Don Francesco Santommaso, parroco di Fortogna, insieme al vescovo, ha guidato la visita proponendo un'intensa meditazione conclusa nella cappella del Cristo risorto con l'invito a sentire sempre la presenza del Signore anche di fronte alla sofferenza e al dolore apparentemente inspiegabili.
Tornati di nuovo a Longarone, osservando da lontano la diga, il gruppo si è unito ad altri 80 pellegrini scesi a piedi dallo Zoldano per la celebrazione della messa in ricordo di Don Francesco Cassol nel primo anniversario della morte. Vorrei dare il benvenuto a tutti voi che siete qui presenti, e la presenza è meravigliosa se ci porta a dire tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Penso alle autorità, penso al Signore che è venuto dalla Puglia per ricordare Don Francesco. Anche il ricordo della morte, anche quando questa può avere un volto di violenza assurda, se ci porta a dire tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, quella morte diventa una tomba vuota, diventa preziosa. Durante l'omelia il Vescovo ha sottolineato l'importanza della tutela e della salvaguardia del creato con un richiamo forte alla responsabilità verso l'uomo e il territorio in cui vive. Abbiamo iniziato la celebrazione indicando la creazione giubili, e in effetti il giubilo di una giornata come quella di oggi, nella luminosità del sole, in tutto il panorama italiano, è grandioso. E a me è venuto da associare, dove abbiamo concluso il nostro cammino nel cimitero di Forconi, questa giornata a quelle appena successive al 9 ottobre di 48 anni fa. Quelle erano giornate splendide di sole, ma la creazione non giubilava per una ferita inferta che resterà storica alla nostra terra pugliese. Una catastrofe che non solo ha portato danni alla natura, ma soprattutto agli abitanti, a questa città di Longarone. La creazione giubili quando è rispettata. Uno degli scopi di questi nostri itinerari che facciamo nel cammino delle Dolomiti è per apprezzare il creato, ma insieme per farsi responsabili e per portare un elemento di responsabilità alla società e anche il rispetto della natura e quindi della storia di tutti gli uomini, dei più poveri, dei più piccoli, quanti bambini, vittime di quella catastrofe. Veramente davanti a quello che abbiamo vissuto molti di noi appena dopo il Vajont è qualcosa di misterioso. Io senza molte parole vorrei richiamare delle parole della seconda lettura che dicono quanto sono dati i suoi giudizi, inaccessibili le sue vie. Io mai ho conosciuto il pensiero del Signore, il grido che sulle pietre illuminate dal sole la domenica dopo il disastro all'evento di mercoledì sera, qui a Longarone, un prete affidato a piena voce: abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di Dio, ma non del Dio che alle volte noi vogliamo a tutti i costi interpretare e sperare, ma abbiamo bisogno di sentire che al di sopra di tutte anche le malvagità umane, di tutte le catastrofi, c'è qualcuno che ci dà.
Dopo il pranzo, sotto il tendone allestito dagli scout di Longarone, è stata consegnata ai partecipanti la pigna di Larice, simbolo del Cammino delle Dolomiti, preparata dalla comunità di scout adulti, il MASCI di Belluno Feltre, che ha garantito il supporto tecnico lungo tutto il percorso. Presenti anche il sindaco e il parroco di Longarone, don Gabriele Bernardi. Prima del congedo, i pellegrini hanno potuto ascoltare la testimonianza del signor Giuseppe De Nora di Altamura, in Puglia, guarito miracolosamente per intercessione di Papa Luciani, che vive poco distante dal luogo dove venne ucciso don Francesco Casson. Al termine dell'esperienza, tutti sani e salvi, stanchi ma visibilmente soddisfatti, i partecipanti si sono dati appuntamento infine alla prossima edizione. Ho avuto la fortuna che quella domenica era la domenica che uscì Giovanni Paolo I, Albino Luciani, dal balcone dicendo che sono il nuovo Papa, sono contento, spero che pregate con me, mi aiutate con le preghiere, che ne ho tanto bisogno. Io da quella volta che l'ho visto non sapevo l'esistenza, non capivo il cardinale, non sapevo niente, non immaginavo dell'esistenza di questa persona santa. Quindi quel giorno che l'ho visto ho pianto, non lo so perché. Mi sono scappate le lacrime a sentire quella voce calda, quella voce dolce, diciamo, sa, di un uomo con una voce molto accogliente, molto attraente, diciamo, piacevole. Quindi ne sono rimasto colpito, sono andato via, sono diventato pieno, come se in me aveva preso quella voce, quell'espressione di voce detta da lui. Poi siamo andati via, siamo andati a Cangiano, poi sono ritornato in Puglia, purtroppo la triste notizia, il Papa è deceduto. La verità, mi sono sincero, come tanti altri, qualcuno ha fatto un cattivo pensiero. Non so cosa è successo. È morto il Papa. Ne sono rimasto colpito. Mi ero portato un'immaginetta di un giornale, il cardinale Albino, che ce l'ho ancora tutt'oggi, il cardinale Albino Luciani, il nuovo Papa Giovanni Paolo I. Me l'ho conservato, una volta che era già morto, me l'ho conservato e l'ho tenuto sempre conservato. Passano anni, dovunque andavo trovavo immaginette, come se qualcuno me li portava. Su un tavolo, su un bar, addirittura su una bancarella degli zingari. Ho trovato un'immagine. Dicevo, ma è strano, mi segue. Dovunque vado questa immagine, questa persona mi segue. E così un bel giorno vado in un